Benvenuti, buon fine settimana. L'anteprima del nostro programma, il punto di questa settimana non poteva non essere dedicata al rogo che si è sviluppato all'interno del centro fieristico Le Ciminiere, milioni di danni, distruzione. Qualcuno anche ci ha fatto anche delle riflessioni anche antropologiche sullo stato dell'arte a Catania, e allora oggi è il caso di parlarne con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, oltre ad essere sindaco della città di Catania. Benvenuto sindaco. Bentrovati a tutti. Perché appunto il centro fieristico Le Ciminiere è un bene della ex provincia, della ex città metropolitana di Catania, un simbolo al centro della città, affacciato sul mare, lo dico per chi ci segue ovviamente da fuori Catania, da fuori 095, un simbolo che è rappresentato tale per tutta la Sicilia e oltre. Vediamo perché. Sindaco, abbiamo preparato una scheda con Simona Mazzone che racconta un po' il cuore delle Ciminiere, che cos'è questo centro fieristico, e poi lo commentiamo insieme e ovviamente cerchiamo di capire, andiamo avanti, cerchiamo di capire cosa sarà poi questo centro. La scheda di Simona Mazzoni. La cenere, in un certo senso, da quelle parti c'è sempre stata, fino dalle origini, da quando cioè l'odore acre della lavorazione dello zolfo si appiccicava addosso alle tute degli operai che faticavano davanti ai forni di quel gioiello architettonico industriale di inizio Ottocento. Da lì lo zolfo lavorato, grazie alle ferrovie che attraversavano il complesso, raggiungeva mezza Europa e quel pezzo di Catania pulsava di vita. Un'altra era geologica e un'altra Sicilia, insomma, perché l'industria chimica col tempo prende il sopravvento. Le miniere in cui si estrae lo zolfo chiudono e le ciminiere appunto smettono di fumare per sempre. Rimangono in disarmo per decenni e diventano, loro malgrado, il propellente che riduce in cenere, è proprio il caso di sottolinearlo, la Prima Repubblica. Il processo di riqualificazione, pensato dall'allora pentapartito, si trasforma in uno scandalo che dà vita alla Tangentopoli, alle falde dell'Etna. Siamo negli anni 90 del secolo scorso, in pieno periodo Mani Pulite. Berlusconi fa ancora l'imprenditore, ma a Catania soffia già il vento della Seconda Repubblica, che ha il volto e il pizzetto di Nello Musumeci. È lui, il primo presidente della provincia, eletto direttamente dal popolo, a volerne fortemente il completamento e l'apertura. Catania, che da tempo non è più la Milano del Sud, si riscopre comunque bella e vitale come una primavera, e le Ciminiere ne sono un simbolo. Il centro, firmato dal genio di Giacomo Leone, nei suoi padiglioni e teatri ospita fiere ed eventi. Nascono il Museo dello Sbarco e del Cinema, e l'odore dello zolfo e il tanfo delle tangenti è solo un brutto ricordo. Catania piace come quel gioiello di archeologia post-industriale che proprio in quel cutuliscio nero, oggi ridotto in cenere, accoglie leggende della musica come Patti Smith, Lou Reed e Jackson Browne, ma decide in un certo senso le sorti della politica. Per 30 anni nell'auditorium si alternano infatti manifestazioni di partiti di tutto l'arco costituzionale che, attraverso l'affollamento più o meno cammellato di militanti e simpatizzanti in quei corridoi di cemento, mattoni rossi e pietra lavica, misurano le probabilità di vittoria o sconfitta di una competizione elettorale. Chi riempie 1200 posti delle Ciminiere vince, si dice sempre nelle segreterie politiche e nelle redazioni dei giornali, come una formula matematica che produce un risultato esatto, o quasi. Il resto è cronaca e cenere di questi giorni, aspettando l'ennesima rigenerazione. Devo dire un ottimo servizio. Meglio così, insomma, ci fa piacere. Dicevo, sindaco, questo è il racconto, di quello che sono state le Ciminiere per tutti questi anni. Un racconto anche, che ha camminato per tanti anni a braccetto con la politica. Anche lì, nel racconto di Simona Mazzone, c'è appunto questo termometro che è l'auditorium delle Ciminiere. Chi lo riempie vince le elezioni. Sono passati tutti da lì, Meloni, Berlusconi, insomma, Prodi, tutti quelli che hanno calcato le poltrone importanti della politica. Oggi che cosa succede? Oggi succede che dobbiamo fare i conti con una realtà che ovviamente speravamo non si verificasse mai, ma Catania ha reagito a ben più tragiche calamità e quindi dobbiamo subito rimboccarci le maniche e
farci forza, approfittando del fatto che avessimo già cominciato a considerare i lavori di riqualificazione, perché una delle prime cose che chiesi quando divenni sindaco metropolitano era intervenire sulle ciminiere, perché erano in una condizione certamente non ottimale, moquette sporchissima, tappezzeria molte volte distrutta, alcune poltrone che non funzionavano, e quindi avevamo già immaginato uno scenario di cui abbiamo discusso nei dettagli proprio martedì mattina, poche ore prima dell'incendio, immaginando un intervento di 40 milioni di euro grazie a Cassa Depositi e Prestiti, che ci consentiva entro giugno di definire il progetto esecutivo entro giugno 2026 per poi passare alla realizzazione delle opere. Naturalmente adesso noi dobbiamo tenere in conto i costi in più, perché tutto l'involucro esterno non era previsto nella fase di... Perché era quello già oggetto, diciamo, in questo caso di riqualificazione. In quel momento sembra, secondo, diciamo, quanto dicono le indiscrezioni sulle indagini, ricordo c'è un'inchiesta della Procura, quindi si occuperà la Procura di individuare se ci sono dei responsabili, sembra che degli operai stessero lavorando alla riqualificazione, diciamo, dell'involucro esterno, fatto in legno, quindi con della pece di sopra, una fiamma libera, sembra un cannello, abbia provocato, insomma, un inizio di incendio che poi si è propagato appunto grazie al catrame a legno e che si è sviluppato poi nelle intercapedini del centro stesso, fatte anch'esse in legno, quindi insomma un incendio poi difficilissimo da fermare. Ricordo i vigili del fuoco che state vedendo in queste immagini hanno lavorato oltre 12 ore senza sosta per... Dobbiamo sempre ringraziare. Quindi, e così di fatto si è verificato quello che accadde a Notre Dame quando ci fu l'incendio che distrusse la cattedrale parigina. E quindi noi non avevamo ancora, anzi non pensavamo proprio di intervenire sull'involucro esterno, ha dato anche il forte valore architettonico dell'opera realizzata, o meglio progettata da Giacomo Leone. Adesso la nuova stima prevede un supplemento di costi di 17 milioni di euro. Lunedì abbiamo già convocato una riunione in città metropolitana invitando non solo i consiglieri della città metropolitana ma anche i parlamentari regionali per vedere che tipo di aiuto ci possa giungere da Palermo. E adesso però dobbiamo anche capire qual è il percorso da seguire. La faccio breve per evitare di annoiare i teleascoltatori. Ci sono due possibilità. Una, procedere più velocemente attraverso un appalto integrato. Appalto integrato significa che si stabilisce un piano di fattibilità tecnica economica e ci vuole molta bravura a farlo. A quel punto tu vai in gara con questo e chi si aggiudica la gara deve pensare al progetto esecutivo e deve pensare anche alla realizzazione dei lavori. È molto più veloce l'iter, ma non puoi garantirti una progettazione esecutiva che sia conforme a standard architettonici di pregio quali quelli che merita certamente il complesso. Quindi, diciamo, affidata a un privato, esatto, che poi decide lui cosa fare, insomma, esatto, sulle vostre linee guida. Esatto. Però in alternativa noi dobbiamo dobbiamo fare il progetto esecutivo, adesso dirò come, e poi si appaltano i lavori, ma questo naturalmente protrae i tempi. Ma a quel punto, data l'importanza dell'opera, io preferisco protrarli ancora di più ed eventualmente fare un concorso di progettazione, proprio perché è un gioiellino quello delle ciminiere e dobbiamo dare la possibilità a tutti quanti parlo di architetti, ingegneri, insomma i migliori studi europei, di immaginare quale possa essere il nuovo polo fieristico delle ciminiere e se lo capiranno loro se fare di nuovo lo stesso involucro, lo stesso cuturiscio, se modificarlo in altra forma. Questo è il percorso che vorremmo immaginare, ma nello stesso tempo ci confronteremo con gli ordini professionali per capire cosa potrebbe essere meglio per la città. Allora, intanto ricordiamo che, diciamo, questo incendio ha coinvolto il teatro, quindi la parte al chiuso. Restano fruibili le altre parti delle ciminiere, cioè l'anfiteatro, i musei. Questo ricordiamo. Siamo anche fortunati perché ha coinvolto la sala 1200, la sala sotto 600 posti è assolutamente illesa. Quindi non mi hanno ancora saputo specificare. Credo sia difficile, però. Non so se è agibile, non so che tempi possiamo garantire l'agibilità, perché adesso abbiamo un evento importante quale Christmas Town, che ogni volta suscita tantissime attese. E stiamo rimodulando un po' la concessione degli spazi per garantire che vi sia il minor sacrificio possibile. Però ci sono tutto quanto una serie di eventi, penso a Etna Comics, ieri sono stato a Pordenone,
che è capitale della cultura per il 2027 e che ha un museo del fumetto e che certamente costituisce un poco l'unico riferimento in Italia e uno dei pochi in Europa sul fumetto assieme a Etna Comics. Quindi tutto questo lo dobbiamo noi reimmaginare, ma senza perderci d'animo. Senta, Sindaco, lo stesso complesso, diciamo, in un'altra parte, nel 2015 fu oggetto di un altro incendio. Anche lì, insomma, fu nell'ex raffineria, si bruciò il capannone che doveva diventare, credo, galleria di arte moderna. Questo era, insomma, nel progetto. Un peccato perché poi da lì non è ripartito più niente. Non è stato fatto più nulla. Adesso l'abbiamo inserito nel piano città che stiamo condividendo con l'Agenzia del Demanio Nazionale, proprio perché poi deve essere oggetto di un importante lavoro di rigenerazione. Devo dire che c'è un punto interrogativo, perché il Ministero di Giustizia inizialmente aveva manifestato l'interesse di poterlo prendere per realizzare degli uffici accessori alla cittadella giudiziaria, mantenendo però il valore architettonico caratterizzato da quella ciminiera al centro. Però in questo momento non abbiamo ancora ricevuto conferme definitive, aspettiamo che venga nominato il nuovo Presidente del Tribunale per interloquire con lui. In ogni caso lo stiamo inserendo in questo piano che presenteremo noi a fine anno, primissimi giorni di gennaio, con cui intendiamo rigenerare una serie di aree cittadine grazie alla collaborazione con il Demanio Nazionale. E questa zona ovviamente tutta insieme potrebbe diventare un nuovo centro fieristico. Si può immaginare, insomma, di coinvolgere tutto? Lei mi invita a nozze, perché io non è un'anticipazione in quanto l'ho detto più occasioni. Uno dei temi su cui sto puntando l'attenzione nelle interlocuzioni con i privati e proprietari del Corso Marte della Libertà, e che sembrano rispetto al passato veramente intenzionati a realizzare le opere, è che prevedessero una nuova area eventi da 3 a 5.000 persone, perché in tutto il meridione manca un'area convegnistica di questa dimensione. E allora prevedere un'area eventi da 3 a 5.000 persone collegata attraverso la metropolitana di sotto alle ciminiere di Viale Africa, Catania avrebbe una fortissima spinta sul turismo congressuale e fieristico anche, che potrebbe farci immaginare scenari ben favorevoli. Tutto questo però ha dei tempi di realizzazione che la cosa pubblica poi allunga anche. Ma questo non è pubblico, l'intervento di Corso Martiri per fortuna non è pubblico, è un intervento privato e quindi lo realizzerebbero loro con risorse loro, senza dover fare gare d'appalto, perché è una cosa loro, ma se riusciamo a farlo, quindi questa cosa si può fare velocemente. Senta, ad oggi quanto tempo ci vorrebbe per ricostruire anche solo quell'anfiteatro? Gliel'hanno detto? Non sono un tecnico, ma certamente è un qualcosa che noi non possiamo immaginare prima del fine 2027, ma spero anche prima, ma comunque mi sembra un po' ad essere così abbastanza incoraggiati. Senti, l'hanno incolpata anche di questo incendio. Lei tra l'altro poi con le fiamme, insomma, ci va a nozze, prima l'aeroporto, adesso il centro ciminiere, insomma. E nella natura degli uomini cercare un segno di fuoco lei. Anche la mia mano parrebbe che sia un segno di fuoco. La mano d'acciaio, insomma, mano d'acciaio. Dopo le ultime vicende. Esatto. Guardi, la gente ha bisogno di trovare un colpevole, quindi è naturale che poi venga additato il sindaco come colpevole di tutto. La gente sa farsi anche poi una propria opinione. Ripeto, sulle cause sta indagando, c'è un'inchiesta della Procura di Catania, quindi vedremo poi cosa succederà, insomma, e ve ne daremo conto. Certamente però, adesso dove andranno, Sindaco, tutti i leader politici quando vogliono dimostrare i muscoli? Chissà, magari torneranno in piazza come si faceva un tempo, ai tempi di mio padre. A fare i comizi. Allora, ringrazio il Sindaco della Città Metropolitana di Catania e Sindaco di Catania Enrico Trantino. In questa anteprima ovviamente abbiamo approfondito un po' quello che sarà il tema delle ciminiere. Adesso comincerà il dibattito, subito dopo la sigla entreremo, Sindaco, nel sistema Cuffaro, che cosa è successo, che cosa sta succedendo, ci sono stati gli interrogatori, ci sono tanti politici adesso che, come sempre, no? Puntano il dito, insomma, vedremo cosa succederà. Mi avvalgo della facoltà di non commentare. Cambia tutto e vedremo come e in che modo. Allora, subito dopo la sigla, Sistema Cuffaro con tanti ospiti, apriremo il dibattito, ricomincerà come sempre il nostro punto. A dopo.
Allora, buon pomeriggio, ben trovati in questo orario, diciamo ovviamente un po' inusuale per la nostra trasmissione. Noi cominciamo in modo posticipato oggi, la nostra diretta posticipata per l'impegno calcistico del Catania, però adesso comincia il dibattito nella nostra trasmissione, il punto, il fine settimana, il nostro fine settimana. Cominciamo il dibattito perché sono successe tante cose questa settimana, sono cominciati gli interrogatori del cosiddetto sistema Cuffaro. Allora, vi presento gli ospiti di questa seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato prima il sindaco Enrico Trantino sul rogo alle ciminiere, adesso con noi Gianfranco Miccichè, buongiorno Luca, fondatore di Grande Sicilia, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, finalmente a Catania, ce l'abbiamo qua in studio in diretta, scoppiettante Miccichè. Mario Barresi, vice direttore della Sicilia, buonasera, bentrovati, che è tornato con noi, ex naufrago, no scherzo, ex Iena, ex europarlamentare, tutto ex, Dino Giarrusso. Adesso ex, vediamo buon pomeriggio a tutti. Posso dire che mi dispiace che il Catania abbia perso. Sì, tanto non ci crediamo perché 9 anni fa ha perso pure il Palermo. Ragazzi, non infierire. Non infierire, per favore. Allora, invece, Antonio Condorelli con noi. Ciao Antonio, come sempre. Ci siamo, momento caldissimo. Puntata scoppiettante. Ismaele Lavardera dovrebbe essere collegato da Palermo, non so se c'è, ce lo dirà la regia quando è collegato. No, ancora non c'è. Allora, Antonio, dicevi, periodo momento caldissimo perché il dato che si attende non è solo quello della magistratura su cosa accadrà sul destino giudiziario di coloro che in questo momento sono indagati, ma ci sono dinamiche più complesse che attengono i rapporti interni alla coalizione di centrodestra e soprattutto i rapporti di potere, perché sono questi i veri protagonisti di questa inchiesta e di questa fase che sta attraversando la regione siciliana. Allora, facciamo così, prima di aprire il dibattito, vediamo la scheda preparata da Simona Mazzone su quello che è successo questa settimana, insomma su questo sistema, tra virgolette, Cuffaro, e poi apriamo il dibattito. La scheda di Simona Mazzone e Fabrizio Rizzo. Totò Cuffaro davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha chiesto di fare soltanto dichiarazioni spontanee perché, come è spiegato dai suoi legali, l'unica trascrizione di intercettazione ambientale finora ascoltata è risultata errata e non si ravvisa la parola soldi detta da Cuffaro. Fiducioso nella giustizia. Gli interrogatori ai 18 indagati per i quali la Procura di Palermo ha chiesto i domiciliari si sono conclusi ieri con l'arrivo davanti al GIP di Cuffaro, appunto, ma anche del suo ex autista e uomo di fiducia Vito Raso, del deputato regionale della DC Carmelo Pace e del faccendiere Antonio Abbonato. Giovedì invece è stata la giornata dell'interrogatorio per il coordinatore di Noi Moderati, Saverio Romano, accusato di avere sponsorizzato l'affidamento del subappalto di una gara bandita dall'ASP di Siracusa a un imprenditore a lui vicino. Romano serenamente ha commentato: non c'è una sola intercettazione che mi possa riguardare, e anche nelle chat che loro hanno a disposizione, perché hanno queste telefonate, c'è mai un riferimento a fatti criminosi. Le indagini, l'interrogatorio, le accuse sono tutti elementi che si sono abbattuti come uno tsunami sul piano politico della vicenda, tanto che già da qualche giorno Cuffaro e cuffariani sono fuori dalla giunta regionale. Il governatore Schifani ha aperto la porta, revocando le deleghe agli assessori della DC Nuccia Albano e Andrea Messina. La decisione del presidente siciliano, definita da lui stesso necessaria, ha però scatenato un terremoto politico. Lo stesso Cuffaro in settimana si è dimesso da segretario della DC, un ruolo assunto 2 anni e mezzo fa dopo aver scontato a Rebibbia 5 anni di carcere per favoreggiamento alla mafia. Cosa succederà adesso nella maggioranza regionale? Quanto durerà la tregua tra i partiti di centrodestra che tiene in piedi il governo Schifani? Allora, subito domanda che ribaltiamo e rigiriamo a Gianfranco Miccichè. Quanto durerà questa tregua? Nel frattempo credo si sia collegato anche Ismaele Lavardera da Palermo, se lo vedo lo saluto. Eccolo qua. Ciao Ismaele. Buon pomeriggio. Benvenuto Ismaele Lavardera. Quanto durerà? Vengo proprio da Palermo, ma vicino a casa di Gianfranco, Sant'Ambrogio. Quindi... Sì, vabbè, perfetto. ormai viviamo quasi insieme. Io sono a Cefalugo a Sant'Ambrogio. Io pure a Sant'Ambrogio. Coppia di fatto. Allora, quanto durerà questa tregua? Quanto durerà questa tregua? Non sono la persona adatta a rispondere, perché bisogna vedere che cosa faranno, cioè come la risolveranno la questione Cuffaro.
è chiaro che non può bastare, secondo me, devo essere sincero, ha comunque fatto bene Schifani a dare un segnale di qualsiasi tipo, poi fosse con gli assessori, non assessori, voglio dire, ma in ogni caso un Prima segnale. ha rimosso i dirigenti, un poi segnale, adesso il passo un indietro segnale degli andava assessori. dato, immediato, perché se non fai niente in questi casi vuol Nel dire... frattempo però, scusi, Miccichè ha chiesto anche ai deputati della DC di rimanere comunque compatti nel L'hanno dichiarato centro loro direttamente. Esatto. Onestamente l'hanno dichiarato loro direttamente e secondo me in maniera molto onesta e corretta, essendo stati eletti in quella leale maggioranza. della coalizione. Poi però è chiaro che non basta. Ma non è che non basta, il problema non è Cuffaro e non è la DC, il problema è il concetto di malaffare nella sanità e negli altri assessorati. Perché io oggi sono abbastanza confuso quando penso che c'è qualcuno di Fratelli d'Italia che vuole mandare non so quali eserciti, perché non è che Fratelli d'Italia non abbia avuto la stessa cosa identica qualche mese fa, per cui o ragioniamo nella stessa maniera per tutti o niente, ma non ha importanza, non sono io che lo devo decidere. Il riferimento è al deputato di Fratelli d'Italia che ha chiesto agli ispettori del Ministero di vedere. Scusa, faccio una domanda, io a te mi posso permettere, cosa c'è di più grave tra quello che ha fatto Messina e quello che ha fatto l'altro Messina, quello che ha fatto questi di Fratelli d'Italia, per cui uno viene mandato via e l'altro no? Cioè, come dire, non sono sicuro, due pesi, due misure. Non sono sicuro che sia lo stesso trattamento, ma ripeto, non ha importanza, questa era una cosa comunque immediatamente, che andava affrontata immediatamente, e quindi avessi dovuto dare un consiglio al presidente Schifani, gli avrei detto di fare esattamente quello che ha fatto. Quindi va bene quello per cui non lo escludo. Per quanto riguarda il futuro, cominciamo a parlare. Domanda secca, vediamo quali saranno. Domanda secca, ma come si risolve? Perché poi la domanda che ha fatto, lei ha fotografato bene quello che sta succedendo adesso, ma come si risolve questo guaio che c'è nel centrodestra? Se lo dovevo risolvere io mi candidavo alla presidenza della regione e facevo il presidente, non è una cosa che devo risolvere io, ognuno ha i suoi sistemi, io ce li ho, ma non sono cosa quelli che suggerisce a funzionerebbero Schifani o agli alleati? Suggerisce qualcosa? In Come base non ho alla sua capito? esperienza? Lei suggerisce qualcosa? Alla presidenza? In base alla sua esperienza, suggerisce qualcosa al presidente Schifani? Cosa suggerisce? Allora, intanto noi dobbiamo capire che c'è qualche cosa che non va nelle regole attuali, cioè noi non possiamo, perché per me la responsabilità della politica non è maggiore o inferiore della responsabilità dell'amministrazione, cioè dei dirigenti. E allora o ci mettiamo in testa che esiste in Italia una legge, che è la legge Bassanini, per cui i responsabili di ogni azione amministrativa sono i dirigenti, i quali hanno il dovere che se un politico gli chiede di fare una cosa che non si può fare, hanno il dovere di dirgli non si può fare, non glielo devono fare. Dovrebbero avere anche notizia di reato perché sono pubblici ufficiali. E sono anche pubblici ufficiali, quindi anche il reato, per cui c'è da cambiare un po' tutto, non c'è da dire cambiamo Cuffaro. Cuffaro io considero quella una sorta di tossicodipendenza da potere, perché dopo che allora, ha fatto Mario Barresi, il problema comunque è molto più ampio. Aspetta, non è Presidente soltanto Miccichè, un attimo, quello andiamo con ordine, perché sennò poi straripa. Allora, il tema è questo, Mario. C'è un filone che è l'inchiesta, ovviamente, sul quale la magistratura farà, diciamo, i suoi accertamenti, ci saranno gli interrogatori. Tra l'altro vorrei che spiegassimo anche perché su una richiesta di arresto sono passati 10 giorni e non è successo niente, cioè erano andati là in realtà diciamo, con l'intenzione di arrestarli a questi. Poi insomma si è molto più banalmente è la nuova procedura prevista dalla riforma Cartabia, per la quale prima di provvedimenti del GIP ci sono degli interrogatori degli indagati e poi il GIP decide. Mi viene da fare una riflessione, cioè se questo doveva essere un metodo per evitare lo sputtanamento mediatico, scusate l'aggettivo mediatico, esatto, ha avuto esattamente l'effetto opposto, perché se prima tu commentavi, leggevi, scrivevi su carte almeno dopo il pronunciamento di un GIP, che è un giudice terzo, adesso diciamo il tritacarne mediatico arriva
prima ancora che si esprima il giudice. Quindi teoricamente questi 18 indagati potrebbero centrarci nulla, ma già sono stati buttati dico, siccome su tutti i passeranno altri giorni anche dopo l'interrogatorio, tra l'altro lunedì c'è l'ultimo dello storico segretario di Cuffaro. Allora, chiusa questa parentesi giuridica, tu mi dicevi... ci sono due filoni, questo che è il filone giuridico, poi c'è il filone che è tutto politico, ovviamente. Il filone che è tutto politico, non abbiamo potuto nessuno fare a meno di osservare il silenzio, diciamo, di tutto il centrodestra, in attesa di capire cosa stesse succedendo. Il presidente Schifani ha rilasciato una lunga intervista al mio quotidiano e proprio da lì volevo partire per alcune riflessioni. Quando Schifani per giustificare, diciamo, la mossa di cacciare i due assessori, che come dice Miccichè può essere anche una cosa comprensibile perché l'area si era fatta veramente pesante, parla di sistema partito, ma se la DC è un sistema partito, questo sistema partito ogni giorno si siede con tutti gli altri partiti del centrodestra, quindi Cuffaro ha degli ottimi avvocati, non ha bisogno dell'avvocato del diavolo, ma se Cuffaro è un sistema partito finalizzato alla commissione di reati, tutti quelli che, diciamo, in media una volta a settimana si seggono accanto a lui o ai suoi rappresentanti per decidere nomine, sottogoverno, strategie politiche e tutto il resto, penso che non siano degli alieni. Quindi se il problema della questione morale della DC riguarda penalmente i due esponenti di vertici della DC, il problema questione morale a livello politico sicuramente riguarda tutto il centrodestra siciliano, e questa penso, non so se Dino Giarrusso e Ismaele Lavardera sono d'accordo, è un problema di tenuta di questa faccio una provocazione, la faccio proprio a Dino Giarrusso e Ismaele Lavardera: ma se ci fosse stato il centrosinistra al governo di questa regione, cosa avrebbe fatto? Non si sarebbero seduti, diciamo, quelli del PD, del Movimento 5 Stelle per scegliere, diciamo, le nomine, i vertici eccetera nei posti cruciali degli assessori? Il punto, anche Mario. Innanzitutto ricordo che Cuffaro è stato anche assessore in un governo di centrosinistra, il governo capo di casa. Io ho una memoria lunga, ho tanti difetti, ma la memoria ancora, l'età non me l'ha ancora ammazzata, e ricordo i tanti cambi di casacca. Ricordo che nel Partito Democratico 2 segretari regionali sono stati Genovese e San Martino, e poi sono tornati a destra, peraltro anche con San Martino. San Martino non è stato segretario regionale, è stato esponente democratico, è stato l'esponente di punta del PD, insomma, il suo passaggio si voleva farlo, ha ragione l'onorevole Miccichè, però insomma è stato un pezzo grosso che si è spostato in quel partito lì. E sempre San Martino non è che quando era nel PD era improvvisamente, non lo so, una verginella di campo e poi diventava cattivo nel centrodestra. Questa cosa qui la dobbiamo un po' chiarire. I metodi, diciamo, le intercettazioni fanno venire fuori un modo di fare politica che a me fa vomitare, punto. Perché? Prendo 30 secondi, sono stato in un famoso bar catanese ieri, c'era il cameriere Giarrusso, ha visto quella cosa di Cuffaro? Sì, ma a me sai che mi scoccia, sa cosa? Che se io sto male e vado all'ospedale, poi possibilmente c'è un medico che è scarso, ma è amico di Chiddo. E questa cosa che ha detto un signore, insomma, un cameriere che da tanti anni lavora in quel famoso bar catanese che state immaginando, è vera. Ma non vale solo per Cuffaro o per la DC, esatto. Vale per più o meno tutti i partiti siciliani, e non solo siciliani, perché poi con la riforma del titolo quinto la sanità regionale è stato un disastro completo. Allora dobbiamo pensare, esiste un'alternativa a questo modo di fare politica? Perché oggi affrontiamo questa è la domanda, ragazzi. Oggi affrontiamo il problema d'urgenza Cuffaro, perché per l'ennesima volta Cuffaro in qualunque paese europeo non potrebbe più fare politica. Ha avuto una condanna a favoreggiamento aggravato alla mafia, si è fatto il carcere, e invece è tornato, ha fatto un partito, ha preso un sacco di voti. Riabilitato dalla riabilitato. Ma figurati se qualcuno in Germania, dopo che uno ha la condanna alla mafia, lo vota. Ma gli altri non lo fanno manco candidare. Ecco il punto. Non lo fanno manco candidare. E mi ha anche querelato, e chiudo, poi passo la parola al caro Ismaele, ho portato le carte. Cuffaro mi ha querelato perché nel programma di Formigli mi ha fatto un'azione legale civile, mi ha chiesto 50.000 euro. Peggio della querela. Perché poi ad Agrigento io temevo, sai, per fortuna Michele Giorgiani è un brevissimo avvocato e ho vinto, e ha condannato Cuffaro alle spese. Ma perché? Perché ricordai
nel programma di Formigli che lui aveva attaccato Falcone in quel famoso programma televisivo e lui sosteneva che non era vero e che l'avevo diffamato, e invece avevo ragione io. Però attenti, quel ragazzo, perché allora era un ragazzo Cuffaro, che attaccò quel programma dicendo è un modo di fare informazione mafiosa eccetera, è stato assessore del centrosinistra. Quindi qui l'esame di coscienza se lo devono fare in tanti in questa regione. Ismaele, dovete ricordare prima di entrare che anche con Crocetta il caso dell'assessore alla sanità Borsellino, cioè, queste sono cose che purtroppo ha ragionissima Giarrusso, è il sistema, non quello di Cuffaro. Se lo vogliamo cambiare, è il sistema, o decidiamo di cambiarlo, caro Ismaele. Quello che dobbiamo fare non è ora votare su questo, su quell'altro, tutte minchiate, o decidiamo, quelli che ragionano, quelli che ci sentiamo più onesti degli altri, di cambiare e proviamo a mettere delle regole diverse. Oppure è inutile che ogni governo ci lamentiamo, perché succede in ogni governo a livello nazionale e a livello regionale, in Liguria come in Sicilia, ed in Campania come in Puglia, uguale ovunque. Beh, forse qua però insomma è la proterbia, poi è più spudorato, ma pure in Campania è stato spudorato. Esatto, ci sono certe regioni dove insomma perché poi il tema è questo, no Mario? Cioè, alla fine non si trova veramente la figura competente nel posto giusto, è sempre alla fine è questo. La sanità siciliana presenta delle punte di eccellenza, ma è chiaro che se un manager, un direttore amministrativo, un direttore sanitario, un primario devono il loro ruolo a un politico, quando il politico bussa alla loro porta devono rispondere a lui, nella migliore delle occasioni e per una raccomandazione, ma ci possono essere delle ulteriori devianze che riguardano, come abbiamo visto nelle carte, un medico bravissimo che non ha agganci politici, perché non può fare il primario? Ismaele, ti faccio la domanda al mio amico Ismaele ed ex collega. Un medico bravissimo che non ha agganci politici in Sicilia oggi non può fare il primario. È bella questa cosa qua. Da presidente che faresti, Ismaele? Scusatemi. Allora, io da presidente farei una cosa molto semplice: seguire le regole. Le regole quali sono? Schifani se ne è infischiato altamente. Quando si trattava di nominare i manager della sanità, ha preferito non basarsi su un regolamento semplice, quello che era la graduatoria naturale. Accanto a quella graduatoria naturale ha inserito i cosiddetti maggiormente idonei, una nefandezza politica che ha fatto sì di far fuori i manager preparati sulla sanità e ha aggirato la legge. E guardate, lo scandalo più grande non è quello di Cuffaro. Badate bene a vittimizzare Cuffaro, lo dico io. Io do solidarietà a Totò Cuffaro, lo faccio con la vostra trasmissione. Sapete perché? Perché Cuffaro, ovviamente una boutade, è stato utilizzato due pesi e due misure. Mentre abbiamo due assessori che hanno dei procedimenti penali in corso, rimangono in carica come se nulla fosse, ed è stato buttato l'acqua sporca con tutto il bambino solo perché bisognava dire Cuffaro è il male. No, il più grande scandalo di questa legislatura ha un nome e un cognome purtroppo: Maria Cristina Gallo, una donna morta a causa di un referto istologico arrivato 8 mesi di ritardo, sol perché purtroppo l'ASP di Trapani, a mio avviso, era gestita da un soggetto che di ASP non ne capiva nulla e bisognava dargli il contentino in quanto primo erano eletti a Messina. Già il nome diceva tutto, Croce, quindi sul nome già potevamo parlare e fare discussioni. E anche lì è stato di qua e di là, se ben ricordo. Il tema è uno, io però veramente su questo tema di Maria Cristina, guardi, mi tocca veramente da vicino. Abbiamo avuto il marito di questa donna qui qualche settimana fa in trasmissione. Devo dire, a me la cosa che però ha fatto ulteriormente male, oltre alla vicenda, è stato che nessuno Schifani, nessuno delle istituzioni, anche voi siete rappresentanti delle istituzioni in quanto deputati eletti e quindi rappresentanti nessuno di voi era a quel funerale, nessuno di noi. Io non posso andare a un funerale, caro mio Luca Ciliberti, perché non posso strumentalizzare la morte di una donna. La mia presenza lì sarebbe stata letta in chiave politica. Chi doveva andare, chi ha un ruolo di governo, assumendosi la responsabilità di dire abbiamo sbagliato a nominare un manager sbagliato,
sbagliato, ce ne assumiamo la responsabilità. In Sicilia è una delle uniche regioni in Italia in cui accanto alla graduatoria degli idonei si mette accanto quella dei maggiormente idonei. Concludo, un caso palese, le intercettazioni parlano di un infermiere di Licata vicino all'ADC che doveva essere spostato da un reparto all'altro, che si è candidato, che ha fatto il consigliere comunale, che guarda caso è capo degli infermieri dell'ospedale di Licata, solo perché Cuffaro poteva trasferirlo. Allora questo sistema malato, Ismaele Lavardera da presidente lo cambierebbe soltanto limitandosi a quella che è ovviamente la graduatoria degli idonei e non dei maggiormente idonei. Ma perché? Una domanda. Però Ismaele, la cosa che devi ricordare... Devi guardare la telecamera, presidente. Dove è la telecamera? Qua, dietro. Dietro di te. Quello. E la cosa che devi ricordare, caro Ismaele, è che questo purtroppo è il sistema comune a tutti, non è Schifani che è così, è il sistema, se tu vai in Lombardia o in Val d'Aosta o in Emilia o in Campania è uguale, dopodiché qualcuno metterà i maggiormente idonei, qualcuno ci metterà il secondo titolo di laurea, ma è esattamente questo, cioè ricordati che quando fu Mastella, moglie di Mastella, andò in galera perché aveva, non in galera, non si poté candidare perché aveva dato un nome per un primario o per un manager della ASL ed era un'altra regione. È ovunque così, il casino che è successo in Piemonte te lo ricorderai, quello in Lombardia te lo ricorderai e quello in Liguria te lo ricorderai, è ovunque così. Allora evidentemente c'è un problema della coalizione di centrosinistra, onorevole Miccichè, perché io non sono mai stato parte di nessuna di coalizione, non ho mai governato. Io non parlo di coalizione, io parlo di ovunque, di sistema generalizzato. Magari forse conviene mettere uno maggiormente idoneo, uno maggiormente bravo e magari si risolve la situazione. Allora facciamo così un attimo, Lavardera, andiamo in pubblicità e poi rientriamo, perché anche voi dal vostro lato, questo campo largo, insomma, in altri periodi l'opposizione avrebbe fatto fuoco e fiamme in una situazione del genere, aveva autostrade spianate, voi mi sembrate un po' col freno a mano tirato. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora Mario, torno da te subito, perché insomma abbiamo detto prima di andare in pausa, in pubblicità, una situazione di questa, con tutti questi inciampi per l'altra parte, cioè per chi non ha subito, cioè in questo caso il centrosinistra, il campo largo in Sicilia, avrebbe teoricamente delle autostrade per abbattere almeno una parte di consenso, per erodere almeno una parte di consenso di questo centrodestra che sembra veramente invincibile in Sicilia. Eppure qui c'è Ismaele Lavardera, qui c'è Dino Giarrusso, che non so se fa parte ancora, almeno idealmente, di questo campo largo di centrosinistra. Insomma, piuttosto che scendere in piazza, piuttosto che fare le barricate come si diceva una volta, si vanno a richiudere nel convento. E quindi esatto, è stato proprio mentre scoppiava il caso Cuffaro, magari era già programmato, arrivava il comunicato del ritiro in convento, al di là della coincidenza poco propizia. La forma e la sostanza. No, mi veniva una riflessione da un punto di vista delle responsabilità politiche rispetto ad alcuni inciuci, presenti esclusi, lo possiamo dire. Magari qualcuno non si è voluto inoltrare più di tanto perché poi in quel sistema di cui parlavamo ci stanno dentro tante altre cose, come ad esempio il budget personale dei deputati regionali da poter utilizzare liberamente, nel quale solo Lavardera mi pare l'utilizzo è stato trasversale con budget diversi in base all'appartenenza. No, mi veniva di pensare una cosa. Leggendo e ascoltando la mansueta reazione di Cateno De Luca, qui sia Dino sia Ismaele Lavardera che hanno avuto a che fare, mi veniva da pensare, se lui non si fosse
non dico consegnato, ma comunque molto avvicinato al presidente Schifani, che l'ha ampiamente ricompensato con finanziamenti importanti per Messina, per Taormina, per tutti i comuni, diciamo, dell'influenza del suo momento. Ma immaginate il potere che avrebbe oggi un candidato presidente della regione che comunque arrivò molto vicino a Schifani, perché non ci dimentichiamo che nel 22 arrivò al 26-27%, subito dietro Schifani e molto prima dei candidati di PD e 5 Stelle. Se oggi ci fosse il vecchio Cateno De Luca che avesse fatto una sana opposizione come quella che hanno fatto alcuni del PD, dei 5 Stelle e Lavardera, sarebbe sotto Palazzo d'Orlean, magari nudo, con imbottito di tritolo, minacciando di farsi esplodere, e lancerebbe una volata probabilmente verso una ricandidatura. Quindi volevo chiedere sia a Ismaele sia a Dino Giarrusso, che per vicende diverse l'hanno conosciuto e frequentato anche politicamente, è stato un errore quello di De Luca di sfilarsi dal ruolo di potenziale leader delle opposizioni per avvicinarsi, per fare, diciamo, la stampella occulta della maggioranza di centrodestra? Dino e poi Lavardera. Allora, innanzitutto io e Ismaele abbiamo fondato un partito insieme a Cateno, che poi è Sud chiama Nord, poi io sono uscito quasi subito, Ismaele un po' dopo, ma l'idea di quel partito era: cambiamo il modo di fare politica in Sicilia, se no non l'avremmo mai fondato. Stavano i 5 Stelle, insomma, poi, diciamo, a livello di convenienza mi conveniva rimanere, ma ero già preoccupato da una parte della deriva dei 5 Stelle, con protagonisti, lo ricorderai caro Mario, a partire da Giancarlo Cancelleri, che infatti poi sono passati al centrodestra, in quel caso a Forza Italia. Ma il punto non è questo, perché quello è il passato. Quello che fa Cateno io non gli sto dietro, perché so solo che è un bravo sindaco, ma mi sembra una persona poco stabile dal punto di vista politico e personale, e quindi poco affidabile. Credo che invece l'opposizione, almeno a livello mediatico, l'unico che la sta facendo bene è Ismaele Lavardera. Cioè Ismaele Lavardera oggi rappresenta, non lo dico per piaggeria ma perché lo penso, un personaggio che attira l'attenzione su alcuni temi che in Sicilia esistono da tempo e che ci siamo un po' assuefatti a crederli, normali, come quello di cui stiamo parlando oggi. La sanità. È l'unico che ha le mani libere di fatto. No, Cioè, ma non so se è per questo, però sicuramente la sanità è uno di quelli, le concessioni balneari, peraltro con infiltrazioni possibili di mafiosi, è un altro, e così via. Ismaele questo lavoro a livello mediatico lo sta facendo bene. Il problema è che questo non basta, non per demerito, ci mancherebbe altro di Ismaele, ma perché il sistema politico siciliano ha, come dire, fatto proprie e quindi dato per scontate delle dinamiche inaccettabili. E questo vale anche molto per i comuni, perché poi abbiamo personaggi nei comuni. Io ho fatto un'inchiesta sull'identità, su quello che è successo a Ragusa con la commissaria straordinaria della provincia, con problemi enormi, poi sono dovuti dimettere tutti a causa della mia inchiesta, perché continuo a fare il giornalista, anche se in questo momento, appunto, visto che in questo momento non ho più nessun ruolo né politico né istituzionale. Però il punto concreto è: esiste un'alternativa a questo sistema? Cioè l'opposizione, al di là del convento, le cose ognuno fa, si organizza e si vede dove vuole, quello non è un problema secondo me. Il problema è se si riesce a offrire, primo, un'alternativa concreta, peraltro vale anche a livello nazionale, apro e chiudo parentesi, secondo, se questa alternativa è fatta da personaggi credibili, con dinamiche credibili e con una comunicazione importante, perché in questo momento, secondo me, se si andasse a votare domani, vi do questa notizia, vincerebbe il centrodestra, come ha vinto e come governa legittimamente. Poi, se vuoi l'ultimo pronostico, il rischio che si vada a votare fra poco c'è, perché questo casino di Cuffaro non è che ha tolto gli assessori e tutti stanno buoni. Il rischio che si vada a votare a marzo-aprile o maggio c'è, quindi bisognerebbe organizzarsi. Per le regionali? Sì. E c'è anche una partita nazionale che si gioca attorno... Miccichè che vuole dire questa cosa? C'è una partita nazionale... Lo escludo. Personalmente lo escludo. Ho detto il rischio, non dicevo la certezza. Come dire, non è sbagliato, come ho detto, politicamente ha una logica quello che dice Del Russo. Io non credo che in questo momento questa assemblea regionale abbia questa dignità, ecco, lo dico molto sinceramente. Di alzarsi e andare a casa, sì, diciamo. Sì, andare a casa. Non ci credo, e quindi è inutile che ne parliamo. Lei si alzerebbe e andrebbe a casa? Io se lo fanno gli altri, se si decide di farlo tutti. Dimettiamoci tutti. Adesso lo fanno gli altri, io lo farei o no? E allora, chiamiamo questi di PD e 5 Stelle, nel momento in cui loro firmano le loro dimissioni gliele firmo pure io.
Facciamo così, ecco. Allora, Perché qua, noi qua c'è firmiamo? la Vardera, lei si alzerebbe... Ma la Vardera forse sì, Guardi, ma gli altri no. Però sta attento, il fatto della Vardera, scusami, Mere, Ci sono in ballo le pensioni, Vabbè, minchia. 4 anni, 6 mesi. Sì, vabbè, insomma, non si può dire che questo sarebbe una cosa veramente Ci sono molto deputati che squallida. hanno fatto i mutui, si stanno sistemando la Ho casa. capito, ma Il Presidente lei lo sa bene. La pensione è 400 euro, non è che è tanto, per cui di un anno in più, un anno in meno. No, proprio alle questioni di spiccio. E poi c'è la partita nazionale. Mi fate sentire la Vardera, lei... Condorelli ha ragione però. Lei è Fanno uno di parte quelli che delle cose. firmerebbe di Sentire cosa diceva Quando dico che Miccichè, non poi hanno la rispondo dignità, è io. per questo. Ha finito Miccichè? No, io Fatemi- veramente non ho finito. fatemi sentire che Io cosa stavo dice dicendo, Miccichè. scusami, Prego. fammi finire. Io sto dicendo che qua il problema vero rispetto a quello che dice Giarrusso è l'opposizione. Ma qual è l'opposizione? Ora lascia stare la Vardera. La Vardera sta facendo un'opposizione che sa fare benissimo, ma che è l'opposizione alle Iene. Cioè, è come se fosse, cioè, le Iene, Modello Iene. Non ce la toglieremo cioè, mai le questa Iene cosa. non è che potrebbero pensare di andare a governare a Roma, perché fanno la trasmissione e lo fanno su tanti argomenti in tante città, ma non potrebbero pensare. Insomma, se continuano così però uno l'hanno eletto all'Europarlamento, uno l'hanno eletto alla regione. Ne possono leggere a dissento, ma non andare a governare. Quello che è vero è che sono il PD e il 5 Stelle che non fanno altro che inciuci. Allora, fermo là, noi li Questa- abbiamo questa sentiti è due, c'era anche Ismaele Vardera che però è qui e poi ci commenta la sua, li abbiamo sentiti, due dichiarazioni veloci subito dopo l'uscita dal convento, Nuccio Di Paola e il deputato Catanzaro del PD, anzi al contrario, Catanzaro e poi Di Paola. Voi avete lanciato un messaggio anche agli altri gruppi di opposizione per, leggo nel comunicato, mandare a casa Schifani. Il presidente Schifani fugge, le opposizioni hanno deciso di inchiodarlo alle sue responsabilità e l'appello è rivolto a tutti i deputati dell'ARS per votare la mozione di sfiducia. A chi vi rivolgete nello specifico? Ci rivolgiamo a tutti e 70 i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. È ora di liberare la Sicilia da questo governo regionale disastroso. Perfetto. Beh, abbiamo deciso che diciamo quello che era doveroso decidere, perché il presidente Schifani è scappato dalle sue responsabilità e le opposizioni unite oggi hanno deciso di presentare una mozione di sfiducia proprio per far emergere quello che sono le responsabilità di questo governo di approssimazioni e di emergenze che non ha prodotto nulla per la Sicilia. Okay. Allora, era Nuccio Di Paola, il Movimento 5 Stelle, Michele Catanzaro del Partito Democratico, qui Mario, torno sempre da te e da Antonio Condorelli per il racconto anche politico e giornalistico. Catanzaro rappresenta una parte del Partito Democratico. Catanzaro rappresenta solo una parte del partito che è quella legata ai deputati regionali e sono gli stessi che, come emerso nell'inchiesta di Carvagno, hanno partecipato all'organizzazione della manovra e alla distribuzione delle mancette con 400.000 euro ciascuno. Poi c'è l'altra parte. Quindi che non quella... sono duri e puri in questo... Ma allora, più che se noi distinguiamo tutto tra bianco e nero non riusciamo a capire il senso. Qui c'è una zona grigia che si chiama politica siciliana, dove dentro ci sono un po' tutti. Il problema è che la partita è nazionale perché molte decisioni hanno necessità di essere suffragate dai romani, dai palazzi romani. Questo vale per l'opposizione e in questo caso il segretario del quale chiedono le dimissioni è quello legato a Elly Schlein, quindi Barbagallo, ma nel centrodestra la situazione è ancora peggiore perché i partiti nazionali si sono federati ciascuno a livello locale perché hanno bisogno e ha bisogno il centrodestra in base all'ultimo sondaggio uscito a settembre per vincere a livello nazionale nelle politiche ha bisogno di vincere in tutti i collegi siciliani. La grande partita, il grande danno che provoca questa inchiesta è che viene meno la stampella della Lega che era, ricordiamoci, Cuffaro si era alleato con la Lega, ricordiamoci che Forza Italia si è alleato con gli autonomisti e ricordiamoci che Cateno De Luca appena 10 giorni fa aveva mandato la foto di un piatto con un po' di gamberetti sopra consumati a Roma e si parla dei suoi dialoghi con Arianna Meloni. I partiti nazionali senza le stampelle territoriali in Sicilia rischiano di perdere alle prossime nazionali, potrebbero anche perdere le nazionali. Hai ragione, è così. E tra l'altro proprio l'MPA in questo momento... Il presidente Miccichè conosce retroscena di questa cosa, cioè è una partita nazionale. È una partita nazionale che però ha poco a che vedere con il ragionamento che stiamo facendo sulla regione. Mario. Dino Giarrusso poco fa diceva, lanciava la suggestione del voto anticipato. Io devo confessarti
che se io fossi Schifani in questo momento, la migliore mossa da fare sarebbe le dimissioni. Una mossa alla occhiuto. Esatto, ma nell'intervista che lui mi dice nell'intervista che non la farà, ma se ci pensiamo, anche per collegarci con quel contesto nazionale di cui parlava Antonio, cioè tu fai una finanziaria blindata, sfidi l'Ars a votare senza voto segreto una finanziaria soltanto con grandi temi e senza mancette, o te la bocciano o te la approvano, il giorno dopo la finanziaria, il 2 gennaio ti dimetti, si vota a marzo, il centrosinistra magari andrà in convento, andrà in un'abbazia, andrà in un'altra, probabilmente non ha il tempo di organizzarsi e per esempio anche le persone che in questo momento sono in crescita come Ismaele Lavardera non arriveranno a crescere come da qui a 2 anni. Se avesse la copertura di Schifani, di Tajani nazionale e Schifani avesse la certezza di essere lui ricandidato, si andrebbe a votare, come diceva Dino, fra marzo e aprile, e il risultato è già scritto, con l'effetto collaterale non trascurabile che toglierebbe una rogna al centrodestra di non avere questa Sicilia un po' tumultuosa, un po' fangosa, nella stessa data delle politiche, ma di risolvere il problema prima Sicilia e votare poi serenamente per le nazionali dove il centrodestra veleggia. C'è un altro problema. Ma fate parlare per favore Ismaele Lavardera che doveva... c'è un altro problema che è sostanziale, che le indagini non finiscono in casa Cuffaro, c'è anche il fronte di Fratelli d'Italia. Guardate che un presidente dell'Assemblea regionale siciliana, in caso di un rinvio a giudizio, potrebbe essere lui a fare un passo indietro, perché le pressioni sarebbero nazionali. C'è anche la questione interna di Fratelli d'Italia. La partita del centrodestra non finisce con quello che dirà il GIP su Totò Cuffaro, ma continuerà su quello che accadrà su Fratelli d'Italia, e se dovesse venire meno a livello nazionale, dal punto di vista degli equilibri, il ruolo di Fratelli d'Italia, di un presidente dell'Ars rinviato a giudizio per peculato, per corruzione, è una narrativa che il centrodestra non ha la forza di sostenere, non ce l'ha Giorgia Meloni, a stento hanno partecipato all'ultimo corteo, alla fiaccolata di Paolo Borsellino. Ecco, si mettono in moto dei meccanismi di qui a un paio di settimane e non mesi che veramente possono fare naufragare questa barca. Ha ragione in questa ricostruzione Antonio Condorelli. Assolutamente sì. Andiamo Ismaele, però. Prego. Ismaele, prego. No, scusa Luca, io ho ascoltato il religioso silenzio, soprattutto il commento di Miccichè. Derubricare la mia opposizione a un'opposizione ienesca è il metodo migliore per continuare a farmi crescere ancora di più. Non l'ho derubricato. No, scusate, mi deve fare parlare però. Facciamolo parlare. Va bene. L'onorevole Miccichè, mi faccia parlare. Assolutamente. Perché, come dire, si dica che la mia è un'opposizione ienesca è la riprova del fatto che continuate a farlo, io cresco sempre di più, perché sono stato l'unico tra i pochi deputati a portare a casa leggi che sono stati votati da quel Parlamento, e soprattutto sto portando a casa risultati storici come quelli che stanno accadendo in queste ore a Mondello, che derubricare la mia opposizione semplicemente a scrupolo e popolazzo io lo rispedisco al mittente, per il semplice fatto che stiamo portando avanti delle battaglie che, per quanto mi riguarda, sono orgoglioso delle battaglie che stiamo portando avanti, e sono anche convinto che voi state facendo il Conti senza la serva. Io vi dico, e lo dico alla vostra televisione, che se oggi si dovesse votare il centrodestra non rivince. Sapete perché? Non per Ismaele Lavardera, perché insieme riusciamo a portare la gente che non va più a votare e che da questo schifo vuole un cambiamento scientifico. Quindi il vero tema è che noi non solo vinciamo, ma porteremo la possibilità di poter cambiare questa regione. Io voglio smentire categoricamente quelli che dicono ma siete tutti gli stessi. No, io voglio difendere con tutto rispetto anche i colleghi dell'opposizione, perché non siamo tutti gli stessi, a differenza del fatto che fino a prova contraria ci sono stati gente arrestata, Castiglione, gente indagata, rinviati a giudizio. Noi nelle file dell'opposizione questi non ce l'abbiamo. Io difendo con le unghie e con i denti il sacrosanto diritto di essere un'alternativa a questo governo di ladri, e se Miccichè ha, scusa il termine, gli attributi, firmi anche lui
la mozione di sfiducia, mandi a casa questo governo, perché lui cosa fa? Gioca a stare un po' qua e un po' là. Io non ci sto, a questo gioco che è un po' qua, un po' là non ci sto. Il signor Raffaele Lombardo, il signor Raffaele Lombardo abbia il coraggio di dire da che parte sta, perché fino a prova contraria questo giochetto, ma Schifani mi fa schifo e poi mi vado a sedere a merenda con Schifani e scelgo la partita. Noi la morale dal signor Schifani e dal signor Lombardo e dal signor Miccichè non ce la facciamo fare. Allora, Lavardera, intanto Allora, prima di rispondere devo dare un suggerimento tecnico a Lavardera, perché si muove troppo, diciamo, l'inquadratura, quindi poi si perde anche. Scusate. No, ma lui allora, Miccichè un attimo deve rispondere. Velocissimo. Voglio dire una cosa all'amico Ismaele e poi lascio la parola a Miccichè. Ha perfettamente ragione Ismaele, ma mi permetto di dire, perché questo avvenga, caro Ismaele, l'opposizione a livello organizzativo, mediatico e politico si deve fare un lavoro importante che a mio parere ancora non c'è, e non parlo solo della Sicilia, parliamo anche di livello nazionale. Tanto è vero che stanno nascendo nuove formazioni come la tua, che sta avendo successo anche perché tu sei bravo, ma in generale anche in Italia, come sai a Roma, ce ne sono persino troppe forse di nuove, forse è meglio che si consorsino, perché oggi l'opposizione, chi non ama questo centrodestra in Sicilia come nel resto d'Italia, non ha un faro a cui dedicarsi, e quindi questo lavoro va fatto, perché sennò in automatico non si vincono le elezioni neanche se qualcuno spara per strada alla gente. Miccichè sorride perché il tempo, non me lo dai perché non me lo puoi dare ora la parola. Ora manda la pubblicità. Non c'entra niente. Ha visto entrare. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi risponde Miccichè. Allora mi scuso con Miccichè perché non l'ho di televisione che a serie di rientriamo, tenere Miccichè, Mario, qua è veramente, allora, intanto vorrei... è veramente indisciplinatissimo, no, però un attimo, allora eravamo là, allora la situazione centrodestra, elezioni, deve rispondere. Nel frattempo diamo anche una notizia. Un mio amico perché lo considero bravo. Diamo anche una notizia, salta il vertice di maggioranza previsto per domani, perché insomma anche questa maggioranza vuole tempo. Stop alle nomine, così è stato chiesto, no, da Raffaele Lombardo, quindi torniamo poi sempre, siamo sempre là, no? Le nomine, il cambio, le posizioni, il potere, finisce quello, entra quell'altro. Dove dobbiamo andare? Allora, io non devo cambiare la mia gente perché non faccio parte del vertice di maggioranza, primo. E secondo Ismaele, a cui io, e lui lo sa perché ci parliamo lei in assemblea, a cui voglio bene perché ha coraggio, perché ha affrontato situazioni coraggiose in cui ha rischiato di prendere legnate da gente non certamente raccomandabile, però Ismaele devi anche un minimo accettare l'ironia. Io ho detto soltanto che sembri come una iene, non per dire che tu stai facendo spettacolo e non politica, non c'entra niente. Ho detto, ho fatto l'esempio che è difficile che poi con questo sistema di fare politica si possa governare. Poi che tu lo faccia e lo faccia bene, io sono assolutamente d'accordo e favorevole, e lo sai, ci siamo detti tante volte. Una sera ci siamo parlati anche a lungo su quello che si poteva fare a Mondello o non a Mondello, avendo anche alcune informazioni, per cui, come dire, ti prego, sii pure un attimo ironico sulle cose, non era una cosa contro di te quella che ho detto. Primo, per quanto riguarda il resto, questo che diceva prima Dino Del Russo, sì, e Schifani si dovrebbe dimettere, chi lo diceva, ma Tajani dov'è? Sì, il problema qui è Tajani, non è Schifani. Cioè, se è Tajani, perché mentre, diciamoci la verità, Occhiuto aveva una forza bestiale, perché c'era una maggioranza che è unitissima a lui, e poi lui stesso ha le spalle molto larghe, per cui ha deciso, gliel'ha comunicato a Tajani attraverso i giornali. Qui la situazione oggettivamente non è questa, e non certamente per debolezza di Schifani, ma perché la Sicilia è certamente diversa rispetto alla Calabria. Allora, o è Tajani che scende in campo e gli dice: cara Meloni, è inutile che continui a fare, perché qui ogni giorno esce un candidato nuovo da parte dei Fratelli d'Italia, è uscito addirittura pure Musumeci, ora Razza, e prima non so chi, ogni giorno nessuno diverso. E allora il signor Tajani dovrebbe prendere in mano la situazione, garantire
la ricandidatura di Schifani, che allora si può dimettere. Altrimenti, posso dire una cosa però? Esattamente. Mentre oggi così non esiste, non gli si può chiedere a lui. Dico, tra l'altro, Luca, c'è il metodo necessario, vista l'emergenza politica, utilizzato con la Democrazia Cristiana, rischia di creare un precedente politico pericoloso all'interno del centrodestra siciliano, perché come Antonio Condorelli mi insegna, se dovessero emergere altre inchieste a Catania, a Palermo, se un assessore viene multato, se un assessore di un altro partito prende una multa per divieto di sosta, diciamolo così, devi cacciare anche tutti gli assessori di quel partito? Cioè, applicando il metodo Schifani... lo dovrebbe fare già adesso. Lo dovrebbe fare già adesso, sono d'accordo. A precisa domanda sulla presenza in giunta di Elvira Amata, indagata per corruzione con conclusione delle indagini e imminente richiesta di rinvio a giudizio, e Luca Sammartino, che ha 2 processi in corso per corruzione, Schifani mi ha risposto dicendo quelle sono situazioni personali. Quello di Cuffaro è lì la definizione che sto vedendo da molti utilizzata di sistema partito, quello di Schifani è un sistema partito, ma se si porta alle estreme conseguenze e si adotta la questione morale come metro delle scelte politiche, il prossimo scandalo dentro il centrodestra dovrebbe comportare le stesse cose, e quindi il disastro sarebbe dietro l'angolo. Però posso dire una cosa, caro Luca? Facciamo una piccolissima, velocissima analisi di come stanno i partiti in Sicilia e poi vediamo il resto d'Italia. Fratelli d'Italia ha avuto una delle più clamorose beghe interne, tanto con una persona come Maglio Messina, che tutti conosciamo, uno storico militante di quel partito catanese come noi, come 3 di noi, e non c'è più. Se ne è uscito Maglio, per dire il livello di casini interni che c'ha Fratelli d'Italia. Il PD sappiamo che ha un segretario... ancora dice chi deve essere il candidato. No, ma dico, e ha detto se Schifani si ricandida io mi candido contro di lui, perché lo ha dichiarato Maglio Messina, l'onorevole Maglio Messina, era qua dall'amico Ciliberti. Dopodiché il Partito Democratico ha un segretario regionale che secondo altri esponenti dello stesso Partito Democratico non è legittimato e c'è un ricorso in atto. E bisogna vedere che cosa succede. Forza Italia tiene i Mugugni un po' più dentro, ma insomma mi pare che Miccichè fosse stato eletto in Forza Italia e non c'è più. Il Movimento 5 Stelle No, guarda, il Movimento da questo punto di vista, almeno al di fuori, mi sembra il più compatto, perché volevo continuare con Cateno, che ha eletto mi pare 7 deputati, 8, e ne sono rimasti 2, se vado a memoria, cioè lui più altri due. Ismaele ha fatto un nuovo partito, che chiaramente è il suo, ma sta crescendo perlomeno nei sondaggi, e comunque ha una forza quantomeno di entusiasmo di tanta gente che dice proviamo con questo ragazzo visto che gli altri non mi piacciono. Il Movimento 5 Stelle ha perso esponenti, tra i quali me stesso, e anche tanti voti, ma perlomeno a livello, come dire, quello che sappiamo da fuori, non ha una guerra interna così. Non te lo racconto io. Ma lo so, ma io gioia mia. Se parliamo sempre della mia ex casa, alla quale ho dedicato tanto e ho smesso di fare giornalista per andare nei 5 Stelle. Anche se lì, Dino, scusa se ti interrompo, ma proprio a completare, bisognerà capire come, diciamo, il blocco del gruppo dell'Ars, che diciamo che ha un'impostazione molto dialogante, che Di Paola ha ereditato dal suo maestro Cancelleri, chiamiamola dialogante, corrisponderà con invece un'impostazione un po' diversa che emerge da quello che molti a Roma dicono che potrebbe essere il cavallo dei 5 Stelle alle regionali, che è Giuseppe Antoci. C'è la linea diciamo legalitaria molto intransigente. Mentre voi parlate guardo le facce di Miccichè, che c'è il programma. Antoci è il più quotato candidato dei 5 Stelle. Onestamente, a sentire parlare loro rimane solo Forza Italia da votare. No, tu ricorderai bene che 5 anni fa, anzi un po' meno, 3 anni e mezzo fa, il semplice fatto che io ho detto perché non facciamo le primarie per la presidenza della regione, io mi candiderei se ci fossero le primarie, ha causato un casino bestiale, ma ricorderai, perché sei onesto intellettualmente, che in quel momento io avevo una forza importante in questa regione, anche per i voti veri, le preferenze che avevo preso. Questo, e invece i primi che mi hanno fatto casino sono stati quelli del mio stesso partito. Allora, il problema non sono casi personali, eccetera, il problema è che il sistema del governo di cui abbiamo parlato oggi e che giustamente condanniamo, credo tutti unanimemente,
rispecchia i problemi interni ai partiti, cioè oggi la politica è soprattutto, non sono populista, non sono tutti uguali, sono d'accordo con Ismaele, assolutamente non sono tutti uguali, se no non c'era Cuffaro e non c'ero io, siamo persone molto diverse, però il sistema dei partiti è un sistema che oggi prevede tanta gente che pensa a sé, ai propri protetti, ai propri parenti, a quelli che deve mettere, assessore, eccetera, eccetera, e questo invece riguarda tutti e spesso travalica il buon governo, cioè perché mi cambio la presidenza della regione, perché voglio cambiare il sistema della sanità, della scuola, di quello che ti pare a te. Oppure perché devo avere uno stipendio, devo avere una pensione e devo avere la mia amante che la metto alla segreteria all'Ars che piglia 4.000 euro al mese. Ragazzi, questo è un problema enorme. Se no, Mario Messina stava ancora in Fratelli d'Italia. Tutto giustissimo, però io guardo Miccichè. Però un nuovo movimento con Mario Messina e Dino Gialluzzo e la Vardera. Insomma, no, Luca, però, scusa Mario, io capisco tutto, però io voglio tornare da quello, dalle parole di Miccichè che ha detto all'inizio. Dice: guardate che questo non è il sistema Cuffaro, là dentro quel palazzo si fa così, perché sennò non si può. 100 anni, non da ieri. E non è il problema la politica, il problema è la burocrazia che c'è lì dentro. Ci sono sistema, la parola giusta è sistema. Ci sono vogliamo i dirigenti, sistema, offriamo i dipendenti a questo che si muovono in base all'ondata politica, e allora questo è un grande problema. Bassanini non è che dare il potere ai dirigenti che nemmeno devono cercare i voti, per cui se non mi mettete però a vicino alla Vardera io non vedo che parla, lo chiedo alla regia. Allora scusatemi, allora la Vardera, io vorrei però essere onesto intellettualmente per un solo secondo, perché se noi riportiamo le lancette ci auguriamo indietro che lo sia sempre la Vardera, non un solo secondo. No, perché sto dicendo una cosa che potrebbe essere, ma come la Vardera che dice questa cosa? Sì, 2 anni e mezzo fa noi ci siamo trovati davanti a un grande bivio. Potevamo davvero vincere le cosiddette opposizioni compatte se e solo se il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle comprendevano che il vero candidato alla presidenza della regione poteva essere Cateno De Luca. E allora lì per questo vi ho fatto quella domanda. Scusatemi, allora lì si è persa una grande occasione, e lo dico con onestà intellettuale. Sapete perché? Perché si aveva paura di andare a vincere. Noi non possiamo più commettere l'errore che è successo 2 anni e mezzo fa. Posso dire una cosa? Scusi, lo confermo, ero con Ismaele, la penso come lui, ma non c'è stato verso. Non c'è stato verso. La stessa situazione si è verificata nella partita Musumeci-Cancelleri. Quando Cancelleri arrivò a un soffio. Lì ha pesato tantissimo, perché poi bisogna fare il pane con la farina che c'è, lì ha pesato tantissimo la nostra legge elettorale regionale, cioè non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle del Cancelleri candidato nel 2017 è quello che di lì a pochissimo avrebbe preso il 53%. E invece ti dico una cosa, se c'era un altro candidato avrebbe vinto. Una lista sola contro le altre del centrodestra di Musumeci è stata no, se c'era un altro candidato al posto di Cancelleri, quelle elezioni il Movimento 5 Stelle poteva anche. No, però io dicevo non possiamo commettere lo stesso errore. Però Luca, io posso approfittare di questo momento per fare una domanda secca a Ismaele Lavardera. È pronto a trasformarsi da frontrunner di questa opposizione, forse l'unico riconoscibile e riconosciuto al leader, cioè è pronto per governare? Dottore Barresi, io le rispondo senza troppi giri di parole e lancio qui, nella trasmissione di Luca, un appello a tutte le opposizioni. Entro e non oltre dicembre di questo anno stabiliamo chi sono i candidati, facciamo le primarie di popolo aperte a tutti, non le primarie dove si vota soltanto chi dice. E poi vengono a votare anche i cuffariani però alle primarie di popolo. Io sono disponibile a partecipare a queste primarie e sono disponibile a girare la Sicilia con chi la vuole cambiare questa terra, partendo da che cosa? Da un programma credibile. Quindi sotto questo punto di vista sono disponibile a fare le primarie vere
fatte aperte a tutti, e poi onestamente vedremo se in queste primarie riusciamo a essere compatti, a dare un'alternativa, perché rispondo sempre che oggi critichiamo Schifani e Musumeci, ma non è che quando c'era Crocetta andava anche meglio. No, peggio. No, assolutamente. E aggiungo che le primarie si sono fatte nel 2022, la notizia ma era nell'aria, ma nel 2022, attenzione, il centro-sinistra non solo, no, facciamo velocissimo, Miccichè, non solo non si alleò con Cateno De Luca come io, Ismaele e altri auspicavamo per vincere quelle elezioni, Ismaele lo ricorda bene, ha fatto bene a ricordarlo, ma il centro-sinistra fece le primarie tra la Floridia e la Chinnici, vinse la Chinnici, cioè era Claudio Fava forse anche, vinse la Chinnici, e poi dopo aver fatto le primarie il Movimento 5 Stelle disse no, ma io non voglio la Chinnici, mi candido Nuccio Di Paola. Il che, se anziché Schifani, con tutto il rispetto per Schifani, la persona Schifani, si candidava il cane di Schifani, non so se Schifani ha un cane, se ce lo ha e si candidava al posto suo, sarebbe stato eletto presidente della regione. Là c'è il proprietario del copyright e ce l'abbiamo qua. Il gatto. Eravamo anche il pesce rosso di Schifani. Se c'hai l'opposizione spezzettata con 4 candidati, è chiaro che vinci. Ismaele, che questa ci puoi finire in è una Forza Italia. trasmissione che anche insieme a Cancelleri. visto che questa è una trasmissione che anche risposta. Mario Barresi cosa dice? È importante un parere. Aspetta, che ti devo dire una cosa prima. Prima i consigli di Miccichè e poi ti dico che ne penso. Il consiglio di Miccichè è che appena fate le primarie vi scannate nel vero senso della parola, per cui il giorno dopo le primarie chi ha vinto non è il candidato, anche se il candidato gli altri non lo votano. Perché è così? Perché è così? Posso rintracciare? Facciamo un sondaggio per vedere quali sono i candidati presidente in questo momento che sono più avanti, un sondaggio terzo non commissionato da nessuno, e vediamo se vogliamo vincere. Non hai bisogno di fare il sondaggio, sei certamente tu, perché sei quello che ha nettamente più visibilità rispetto agli altri, per cui non hai bisogno di fare il sondaggio. Però ti dico, poi che tu sia la persona d'alto meno su alcune cose io sono d'accordissimo, per me non lo saresti, per loro forse sì, cioè per il centro-sinistra forse sì, ma ripeto, non hai bisogno di fare il sondaggio, il risultato te lo scrivo io se vuoi, senza io invece alla Vardera dico che la proposta è sicuramente una di quelle che spariglierà, ma i partner, chiamiamoli così, mi sa che hanno delle altre idee, perché mi pare che l'accordo sul candidato in Sicilia, più che essere espresso dai siciliani, sarà frutto di una contrattazione romana, diciamo, che significa fare rivincere il centro-destra, caro Mario, in base ai carrammatini, sai che ci sono i carrammatini del Risico, in base ai carrammatini toccherebbe ai 5 Stelle la Sicilia al prossimo giro. Ascolti, se il candidato si sceglierà a Roma, e lo dico oggi senza tema di smentita, Ismaele Lavardera sarà la causa della perdita del centro-sinistra. Perché si candiderà da solo. Ismaele, posso dire una cosa? Se il candidato si sceglie a Roma, hai detto bene, non è Ismaele Lavardera la causa della perdita, è quelli che hanno deciso che il candidato si sceglie a Roma, perché l'unica speranza che oggi il centro-sinistra e le opposizioni hanno di vincere le prossime elezioni regionali è fare delle primarie vere, partecipate, con un programma, ha detto bene Ismaele, perché ragazzi le primarie di figurine non servono a niente, le primarie di sostanza servono. Ti rendi conto perché il centrodestra non può perdere? Ma in realtà è esattamente così, perché non c'è niente da fare. Perché Ismaele oggi è forte, allora diciamo le cose fuori dai denti, manco 10 secondi. Ismaele oggi è forte e quindi davanti gli si fa, bravo Ismaele, viva Ismaele. Dietro si dice, io ho paura di Ismaele, è troppo forte Ismaele. Questa è la verità, ragazzi. Il centrodestra in questo momento e negli anni ha fatto benissimo, litigano, si rompono e poi il clima del convento arrivano. Luca, posso dire invece che in questo clima di questi giorni, ti do questa indiscrezione, questi 2 giorni di riflessione con i deputati delle opposizioni insieme, vi posso garantire che c'è stato un clima assolutamente diverso. Bello. È stata la prima volta che ci siamo guardati in faccia, ce ne siamo detti anche di santa ragione in un confronto franco, e abbiamo stabilito insieme che abbiamo una volontà di camminare insieme e dare una risposta alternativa ai siciliani. Poi se da queste parole si saranno i fatti, risponderanno, e sono convinto, perché dovete rompere i telefoni con Roma. Allora però c'è un fatto anche là, cioè io
ho visto le foto, io ho visto le foto di questo incontro, le foto, le immagini di questo incontro, però qua stiamo mettendo di dire una cosa che abbiamo detto prima, però l'abbiamo detto qui in studio, mancava un pezzo fondamentale del Partito Democratico, che è quello che è l'anello di congiunzione tra il Partito Democratico a Roma e insomma quindi la struttura e il Partito Democratico poi trasferito qui. C'era solo una parte che è il Partito Democratico, che è il partito, cioè, insomma in quella parte manca mezzo Partito Democratico. Come si fa a io non posso entrare non mezzo. Esatto. Io non posso entrare nel merito dei no, però punti, manca questa cosa. Però le posso dire una cosa, guardi che non è così, perché io posso e parlo a ragion veduta, c'è la volontà anche di unire i cosiddetti pezzi dei partiti democratici divisi, perché si ha la consapevolezza, a differenza di quello che avete detto in studio, io questa cosa la ribadisco con grande orgoglio, mentre voi continuate a dire che se si rivotasse domani vince il centrodestra, io vi posso garantire che si ha consapevolezza, e noi ne abbiamo consapevolezza, che se domani si dovesse votare il centrodestra non rivince per nulla, ve lo posso garantire, perché quelli che non vanno a votare tornerebbero a votare e incidono sul 60%, e oggi ho dato a Mario Barresi almeno 4 notizie. È bene che mi sto zitto perché sto esagerando. Allora, pubblicità e poi gli ultimi 10 minuti con le ultime notizie di Ismaele Lavardera, che gli spoiler e gli scoop di Ismaele Lavardera, dopo la pubblicità. Rientriamo fuori onda, si facevano i calcoli, no? Si cominciano a riutilizzare le percentuali, perché Mario in realtà è questo il tema, cioè questa bomba deflagrante dell'inchiesta che ha colpito ultimo il presidente, ex presidente della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro, insomma riporta tutto, come dire, a 2 anni avanti, no? Cioè alla scadenza del mandato delle regionali, cioè adesso si comincia già a lavorare per trovare il candidato, le coalizioni, l'alternativa Schifani. Costringe a velocizzare molti processi. Io sono d'accordo con Ismaele, ma non sul timing. Se il centrodestra continua a farsi logorare da questa e magari anche da altre inchieste, da qui al 2027, anche se probabilmente si dovrà anticipare, perché poi a Roma non si vota a settembre ma in primavera, diciamo primavera 2027 non ci arriva, e lì davvero una candidatura forte di centrosinistra sarebbe potenzialmente vincente. Oggi la previsione di Ismaele Lavardera mi sembra ottimistica, anche se abbiamo non deve essere scelta a Roma. Ecco, ma questo io è sono il punto. disponibile a sostenere qualsiasi candidato, ma che non cali. Attenzione, io voglio dire, non voglio fare il colpo di testa, io non dico che deve essere il candidato per forza io, sempre e comunque. Io dico che se ci sono dei candidati credibili che arrivano dal basso, non vengono imposti alla segreteria a Roma, con tutto il rispetto sono pronto a fare non un passo indietro, 10 passi indietro, ma se dobbiamo avere sempre le stesse logiche, che Roma deve dire cosa accade in Sicilia, riaccade un cateno bis due. Però le elezioni, io quello che vorrei fossero tutti chiari e trasferirle ai nostri telespettatori, che le elezioni regionali non sono le elezioni comunali dove un sindaco nuovo, un volto nuovo riesce, spunta e vince la partita. Le elezioni regionali è una macchina più complessa, ma non è un sindaco. Le elezioni regionali sono... Ci vogliono i capi di Roma che ti firmano la candidatura, se no non ti candido. Posso, Luca? Allora, quello che ha detto Ismaele è il punto centrale della questione. Lui dice: se c'è un candidato scelto da Roma, io non lo accetto, io mi candido lo stesso, a quel punto me ne frego. E ha ragione, perché ha ragione? Perché quella logica dei candidati scelti da Roma finora ha fatto male soprattutto, anzi solo, al centro-sinistra, al cosiddetto centro-sinistra, Campolargo, chiamalo come ti pare. Ricordo una cosa, o meglio, ha fatto male agli avversari del centrodestra, perché l'elezione di Nello Musumeci, ricordo che è stata, Nello Musumeci vinse le elezioni non soltanto perché secondo me i 5 Stelle non dovevano candidare Cancelleri che aveva perso, ma un altro, chiunque altro, primo, ma soprattutto perché il PD allora candidò il peggior candidato possibile, lo dico rispetto per la persona, parlo di candidato, cioè Micari, il professore Micari, facendo il più grande favore a Musumeci, perché tanta gente che non vedeva di buon occhio i 5 Stelle, che erano i nuovi, i pazzi, i scappati di casa, eccetera, secondo la vulgata, purtroppo. Oggi vedono me. Bravissimo. Siccome i 5 Stelle erano, diciamo, il nuovo,
I conservatori, fra virgolette, di centrosinistra hanno detto no, minchia, aspetta, vincono i grillini, votiamo Musumeci, ed è andata così. Perché? Perché è stato scelto da Roma. Allora, quello che dice Ismaele è il punto centrale, quest'ultima cosa che ha detto. Se il candidato viene scelto con quelle logiche, a parte che Ismaele si candida e quindi ci saranno più candidati, quello che è, ma comunque si perde. Però c'è anche un precedente, signori. Nel 2022 le primarie il centrosinistra le ha fatte. E non le ha rispettate. Le ha fatte, oltre a Claudio Fava, del quale ho grande stima, c'erano due altri candidati che poi sono rimasti in campo e si sono dimostrati entrambi perdenti, quindi anche questa, diciamo, epopea delle primarie non sono sempre e comunque la soluzione a tutti i problemi. Il metodo qual è? Scusami Mario, c'era Cateno, e non hanno rispettato le primarie. Dovrebbero secondo me riconoscere la credibilità, la forza di un candidato con dei criteri oggettivi, quello che dicevi tu, il sondaggio, più sondaggi di un istituto terzo senza committenti specifici potrebbe essere uno, e cominciare a lavorare. Cioè, voi immaginate un candidato del campo largo in campo già da Capodanno prossimo? Ma doveva essere già da quando è uscita l'inchiesta un candidato, da quando è uscita questa inchiesta deflagrante, doveva essere già nomine, sotto governo, i vertici, è quello che va in marcia spedito. Questo sondaggio un istituto terzo lo ha già fatto e le posso garantire che non hanno paura di uscirlo. Ma io non ho dubbi. Chissà perché. Ce ne sono almeno 3 candidati del centro-sinistra in campo. Ismaele, posso dirti, io nei sondaggi ci ho vissuto sin da bambino, sono come Obelix, che sono caduto dentro, per cui i sondaggi li conosco meglio di ogni altra cosa. Ripeto, non hai bisogno di farlo il sondaggio, te lo dico io qual è il risultato. Tu stravinci, ma non perché la gente ragiona sul fatto che sei il migliore a poter governare, perché sei quello che sta facendo giustamente. Poi c'è la campagna elettorale, c'è la campagna elettorale, le singole province, l'interesse delle singole province, le liste, i candidati. In questo momento ci sono almeno 3 candidati del centro-sinistra in campo. Il lapsus freudiano, Raffaele mi preoccupa. Facciamo i nomi. Allora, fermi tutti un attimo. Aspetta Antonio, un attimo, che se no non arrivo a fare, perché siamo quasi in chiusura. C'è Totò Calì collegato che ci fa un attimo sorridere su queste elezioni. Ciao Totò. Guarda che c'è in studio. Io però volevo dire, che c'è in studio. Scusate. Sì, quante vignette hai fatto su di lui? Su Michiché? Tutte quelle che si meritava. Tutte quelle che si meritava. No, allora tieni riservato. Scusate, io volevo dire, dimmi, che chi entra Papa in conclave esce cardinale. Quindi state facendo quindi il nome dice, quindi fai leggere la figlia. Il presidente della regione. Questo è per poco. Senza fare l'elezione. Questa è satira, no? Allora. Questa è satira. Vai, vignette, che poi chiudiamo con Ismaele Lavardera, Miccichè, Gianrussi. Sono protestante. Infatti sono protestante. Allora, questa è una vignetta poetica su quello che è successo alle Ciminiere. Le Ciminiere, l'elefantino. Una brutta storia che. L'elefantino è simbolo di Catania. Non capivo che non faccio quello che non ci crede più nessuno. Allora, si farà il Christmas Town alle Ciminiere. Che è un po', sì, intanto ci ha pezzato 2 renne, dice Babbo Natale, che sono finite arrosto. Poi andiamo avanti. Questa aspetta, questa la dobbiamo raccontare un attimo. Questa una bella storia. Questa è una bella storia. Allora, c'è un consigliere del comune di Catania che si chiama Gianmarco Miccichè conosce molto bene, che conosce, esatto, che si chiama Riccardo Pellegrino, che ha denunciato il sindaco di Catania, Enrico Trentino, dicendo di essere stato aggredito, picchiato, con addirittura una prognosi del pronto soccorso di 10 giorni, perché appunto talmente è stata violenta la reazione del sindaco che il sindaco è stato qui da noi, ci ha anche scherzato, ha detto da oggi chiamatemi mano d'acciaio, perché lui sostiene di averlo solamente spinto, diciamo, in un momento.
Questo è, quindi, questo uomo che è nel partito di Forza Italia, esatto, ha preso le distanze. Forza Italia ha preso le distanze e quindi gli ha dato un calcio. Quindi io sono un uomo di partito, nel senso proprio... poi entriamo nei grandi classici della Sicilia. Questa la voglio fare raccontare da Miccichè questa cosa. Cioè, hanno trovato in casa di Cuffaro 80.000 euro. Diciamo, non erano collegati alle questioni della corruzione, addirittura alcune banconote erano molto vecchie. Ma chi non ha 80.000 euro in casa fra noi? Un minimo. Io non ne ho manco 8, ma non 80. Io non lo riesco a capire, come dire, non lo so. Eppure il fatto che siano vecchie è un fatto abbastanza strano, però c'è una cosa che bisogna dire contro il sistema, diciamo, Cuffaro, che se un sistema politico, un gruppo politico cerca all'inizio, cioè prima ancora di fare danni, di fare reati, cerca sin dall'inizio una protezione, tanto che si va a prendere la moglie di un magistrato dicendo chissà se mi basta addirittura. Allora tutto viene letto in maniera negativa e non si ha torto a leggerla così, c'è poco da fare. È un sistema che fa stare male tutti. Ecco. È così. Abbiamo ancora vignette di Totò, se no lo saluto e chiudiamo il saluto tutti. Ancora un'altra. Dovremmo avercela qualcuno. Ecco qua, Malloppo, questa è le 80.000 euro. Malloppo, l'abbiamo vista già, insomma. Questa qui che insomma Cuffaro è famoso per i cannoli ma ancora di più per le cassate alla fine si è rivelato questo, ti stai scatenando col Cuffaro. Allora, posso fare un piccolo ricordo? Quando Cuffaro venne indagato per favoreggiamento alla mafia e falseggiò con i cannoli, chiedemmo a Casini, che era il presidente del suo partito, segretario, di prendere provvedimenti. Lui disse: metto la mano sul fuoco per Cuffaro perché sarà innocente, sarà assolto, eccetera. Casini è stato eletto nelle ultime 2 legislature con il PD a Bologna, nel seggio più sicuro d'Italia. Senta, amici, a chiudere, il ruolo di Romano in questa inchiesta, di Saverio Romano. Voglio essere libero, non ne vado. Ha risposto? No, non ne ho idea, non lo voglio sapere. Non mi interessa. Restano i nomi dei 3 candidati del centrosinistra. Vai Antonio, gli ultimi, pensiamo in chiusura. I nomi dei 3 candidati del centrosinistra che al momento sono candidati. La Ismaele Lavardera. No, aspetta. Uno, Alfio Mannino della CGIL, è candidato, è sceso in campo, ha cambiato tecnica di comunicazione mediatica, è in campo. Numero 2, Nuccio Di Paola. Nuccio Di Paola rivendica di essere l'unico dei candidati 2022 che non è passato in maggioranza, perché Cateno De Luca sappiamo che in questo momento, o perlomeno come ha agito in questi anni, Armao sappiamo che fine ha fatto e Caterina Chinnici sappiamo che fine ha fatto. Quindi Nuccio Di Paola rivendica... candidato Cancelleri però pure. È bravo, il maestro di Nuccio Di Paola. Nuccio Di Paola rivendica la candidatura. Terzo, Ismaele Lavardera. Fammi capire, perché la rivendica? La rivendica perché è l'unico che non è passato in maggioranza dei candidati che c'erano all'opposizione di Schifani. Vabbè, diciamo che insomma, perché ha fatto opposizione Nuccio Di Paola. Vabbè, questo poi ve la vedete voi. Se me ne parla 2 minuti, così vediamo. Ha detto Ismaele Lavardera. Quindi fra questi l'unico credibile è Ismaele Lavardera. L'unico credibile fra questi 3 è Ismaele. Di che stiamo parlando? Siamo a chiudere. La prossima settimana probabilmente ci sarà con noi Cateno De Luca, quindi col disinfesta, col diserbante. Con la pompa e il ma quale dei 7 Cateno De Luca? A proposito di Cateno De Luca, Ismaele, 20 secondi, tu che sai e conosci la televisione, dai. Mi riconoscete che sono stato l'unico che è andato via da quel partito e a differenza da tutti gli altri in testa da Musolino ha sempre avuto un comportamento corretto nonostante più volte sono stato pizzicato, bombardato da Cateno, e io questo lo rivendico con orgoglio, perché ho creduto in quel progetto fino in fondo e non dirò mai non sono parola scomposta, ma non potevo più stare in quel movimento. Ismaele, perdonami, dobbiamo chiudere. Allora, grazie Ismaele Lavardera del Movimento Controcorrente, deputato regionale, grazie al presidente Gianfranco Miccichè, grazie per essere stato con noi, grazie a Mario Barresi, vice direttore della Sicilia, grazie a Dino Giarrusso. Lo rivedremo in politica, sì, no? Vedremo, se vale la pena sì, se no no. Grazie Antonio Condorelli, grazie Totò Calì che tornerà con noi la prossima settimana. Noi ritorneremo ovviamente col punto la prossima settimana, sempre qui in diretta. Ciao, grazie, buon fine settimana a tutti.